Buongiorno a tutti, allora ben ritrovati nel mio canale con le lezioni di Go. Cominciamo quindi da questa lezione lo studio dei fondamentali con l'ausilio dei consigli del maestro Kageyama. Per come avevo pensato la struttura di questo corso di base all'inizio, appunto credevo di riuscire a far tutto quanto nell'unica sequenza di video che ho cominciato a fare. In realtà, pensandoci bene, conviene aprire una nuova playlist con queste lezioni separate da quelle di base. Di conseguenza avremo due sottocanali, uno con le lezioni di base che verranno mano a mano arricchite quando troverò degli spunti che potrebbero risultare validi, mentre per quest'altro canale continueremo con le lezioni di Kageyama. Non è detto poi che in futuro si possano aprire anche delle nuove playlist che tratteranno adeguatamente altri temi più precisi e distinti. Vi rinnovo comunque i ringraziamenti per il seguito che mi state dando, io continuerò sempre con molto entusiasmo e buon divertimento con il gioco del Go, e cominciamo con questa prima lezione tratta da Lessons of Fundamentals of Go di Toshiro Kageyama. Bene, allora come detto in premessa, cominciamo questo lungo cammino attraverso il libro di Toshiro Kageyama e lo cominciamo per l'appunto con le scale e con le reti. Allora, se avete cominciato a giocare già le vostre prime partite, vi sarete sicuramente imbattuti in qualche scala. Che cos'è la scala? È quella serie di sequenze per cui in una situazione del genere, quindi dopo che bianco ha tagliato ad esempio nero in questo caso qui, e nero lo chiude qui in questo modo qui, comincia tutta quella pantomima, no? Che si traduce in questo movimento qui. Bianco scappa e nero cerca di bloccarlo, e via così dicendo fino a quando si arriva o alla fine del Goban oppure si va ad intersecare un gruppo di pietre. Bene, quindi cosa dice Kageyama in questi casi? Quindi, prima di giocare questa pietra qui, solo guardando questa pietra qui in alto e dopo che nero ha giocato quest'ultima mossa qui, nero riesce a determinare solo guardando il Goban se riuscirà a catturare questa pietra qui mediante la scala? Beh, lui dice che molti amatori e delle volte anche i dan, i primi dan, tendono ad analizzare le scale molto lunghe come questa, perché devono appunto attraversare tutto il Goban prima di andare ad intersecare un gruppo, cercando con la coda dell'occhio di guardare, no, se seguendo tutto il percorso questa scala sarà a vincere o a perdere, o addirittura, come ho fatto io col dito adesso, seguire fisicamente tutto il tragitto. Bene, Kageyama reputa che questo atteggiamento sia addirittura ridicolo e sciocco. Lui dice: quando la scala diventa difficile come questa da interpretare a prima vista, c'è una tendenza generale ad arrendersi, e dice che non c'è nessun teorema che ci faccia capire così a prima vista, come prima fotografia, se questa sarà una scala a vincere o a perdere, e non c'è nessun trucco che ci possa dare una risposta istantanea. Bene, Kageyama poi continua dicendo che le scale dovrebbero essere la scuola che insegna a leggere pazientemente, mossa dopo mossa, nero, bianco, nero, bianco, nero e bianco, e dice appunto che questa è l'unica via per imparare. Poi afferma che qualcuno dirà ci sono cose che già conosco e non voglio perdermi in questi dettagli, ci sono quelli che invece si
si demotivano, si demoralizzano e dicono io sono troppo debole e non riesco ad andare avanti con cose così difficili. In realtà lui dice che questa è proprio la base e dice appunto che questo capitolo di studio è dedicato proprio a questi studenti un po' svogliati, diciamo. Bene, adesso che ho riportato questa situazione che era qui in angolo e l'ho avvicinata di più a questo gruppo, sapreste dirmi, così a prima vista, senza speculare molto, se sareste in grado di capire se dopo questa mossa di nero questa pietra qui verrà catturata oppure no, rispetto invece a prima che avevate molto più spazio per cui lo sguardo si perdeva? Riuscite quindi senza a posare le pietre a capire se il bianco vivrà oppure verrà catturato da nero facendo la scala? Provate mentalmente quindi bianco, io adesso vi indico con le dita, ma voi senza usare le dita provate solo con lo sguardo a dire bianco, nero blocca, bianco, nero blocca, bianco, nero blocca, di nuovo quindi bianco, nero blocca, bianco, nero blocca, bianco, nero blocca, eccetera. Vince bianco o vince nero? Bene, questo è l'esercizio che ci consiglia il maestro Kageyama di fare quotidianamente, ok? Per allenare l'occhio senza la necessità di utilizzare né il dito né lo sguardo che scende, se riusciamo a determinare se la nostra pietra catturata in scala, appunto, presa nella scala, verrà catturata oppure no, partendo da esercizi semplici per poi cercare di stimarlo anche nelle distanze più grandi. In questo caso, ormai siamo qui, ve lo faccio vedere. Ecco bianco che si attacca al suo gruppo, per cui verrebbe da dire bene bianco si è salvato, ma in questa particolare situazione, basta che nero giochi in questa posizione, resta solo una libertà e anche se bianco va qui, nero lo catturerebbe tutto quanto. Per cui questa era una scala a perdere per bianco. Bene, quindi provate a riprodurre questo schema sul vostro Goban, partite prima da una posizione semplice, provate ad allenarvi e poi provate a riprodurre invece, togliendo queste pietre, la situazione con lo spazio più ampio. Fatelo spesse volte in modo da affinare la comprensione del gioco. Questo verrà poi utile anche per capire più avanti concetti un po' più complessi e cercare di immaginare la posizione delle pietre in altri punti e in altre situazioni. Questo vi darà appunto la confidenza di riuscire a leggere le scale in ogni momento e in ogni posto del Goban. Bene, procediamo quindi. Partiamo da questo esempio qui. Il Goban è vuoto, ma solo per farvi concentrare in questa situazione qui. Abbiamo quindi una posizione analoga a quella di prima e tocca a nero a giocare. Ovviamente se la scala funziona, per cui dopo che nero ha controllato, come vi dicevo prima, se la scala funziona è a vincere o a perdere, poniamo che nero capisca che è una scala a vincere, ovviamente nero giocherà in questo punto. Il punto è, e se la scala non funziona ed è una scala a perdere, cosa dovrebbe fare nero? Dobbiamo un attimo meditare. Poniamo ad esempio un caso come questo. In certi casi una mossa come questa potrebbe creare dei problemi a bianco perché nero tenta di bloccarlo, perché abbiamo detto che nero capisce che la scala era a perdere leggendo una situazione che era in questa parte del Goban. Per cui giocando così, in realtà bianco, facendo una sequenza che potrebbe ad esempio essere come questa, nero lo blocca, bianco scappa su, nero lo chiude qui e qui bianco riesce ad uscire fuori, in qualche modo riesce a scappare via. Quindi di fatto nero con questa serie di mosse non è riuscito a combinare nulla. In questo secondo esempio, quindi localmente, per cui guardando solo questa parte del Goban, di primo istinto per nero
verrebbe quindi da saltare da questo gruppo che è un po' debole, da saltare fuori in questa posizione qui. Allora bianco sfrutterebbe la sua pietra per venire giù, nero si sentirebbe di poter uscire lì un attimino, allora bianco adesso che è un po' più forte qui si sentirebbe anche lui di saltare fuori in quella posizione. Nero allora magari con un keima potrebbe andare qui per cercare di difendere questa zona qui, ma se bianco fa un salto di 1 qui, ecco vediamo che qui nero magari si sta anche un po' difendendo, però queste 3 pietre qui di nero sono circondate da un gruppo bello corposo di bianco che tende a schiacciarlo, per cui queste pietre qui tendono a essere un po' in pericolo. Visti questi due esempi, quindi proviamo a contestualizzare questa situazione guardando la situazione sull'intero Goban come riportato in questo esempio qui. Partendo dal presupposto che siamo diventati un po' più bravi a capire quindi se questa pietra di bianco è catturabile, è una scala a vincere o è una scala a perdere, in questo caso si capisce con molta semplicità che è una scala a perdere, semplicemente perché la scala che corre in diagonale intersecherà sicuramente una di queste due pietre e di conseguenza verrà catturata. Posto che nero capisce che se gioca qui la scala andrà a perdere, cosa farà nero? Beh, farà una mossa che si chiama in gergo, come lo chiamano gli anglosassoni, un ladder block, cioè un blocco della scala. Cos'è il blocco della scala? Il blocco della scala è una pietra del proprio colore che, giocata nella traiettoria in cui correrà la scala, a un certo punto farà intercettare prima le risposte di nero in modo da dare quella libertà in più che permette poi di catturare tutto il gruppo. Vi faccio un esempio molto semplice. Se io il ladder block lo gioco per esempio in questa posizione, state attenti cosa succede quando poi gioca nero e bianco va qui, nero va lì, bianco va qui, ecco vedete che nero si intercetta con il ladder block e bianco anche se va qui, poi nero cattura. Benissimo, certo è che se noi giochiamo il nostro ladder block come vi ho fatto vedere adesso in questa posizione, bianco capisce subito che vogliamo tendergli un tranello, per cui farà qualcosa di conseguenza, magari esce di qua. È l'esempio che abbiamo fatto all'inizio. Per cui guardiamo questa situazione. Se noi giochiamo il nostro ladder block qui, ok, questa qui a bianco suona non solo come un ladder block ma anche come una minaccia di entrare, per cui probabilmente bianco qui tende a non salvare quella pietra lì, ma tende piuttosto a difendere questo territorio, per cui a una minaccia del genere bianco risponde generalmente in questa posizione qui. Ecco quindi che nero si è creato la situazione per creare una scala a vincere, ma deve essere in grado di aver capito, come si diceva prima, semplicemente guardando che questa è una scala a vincere, e allora qui minaccia la scala. Poniamo che in questa partita quindi sia nero che bianco siano due giocatori un po' più esperti, per cui entrambi hanno capito che qui sta per vincere nero, allora in questo caso bianco nemmeno si mette a proteggere quella pietra lì, ma cerca di fare una mossa che gli dia un po' più di vantaggio, per cui ad esempio potrebbe giocare qui per cominciare a chiudersi questo angolo. Ecco quindi che diventa fondamentale, il maestro Kageyama ci dice che è fondamentale subito andare a catturare questa pietra qui. Perché ci dice questa cosa Kageyama? Semplicemente per un discorso che potrebbe tornarci contro durante l'economia della partita. Perché è vero che finché la situazione in questa parte del Goban non cambia, questa pietra è per così dire sempre sotto scacco, perché è in una scala. Però se qui cominciano a svilupparsi delle situazioni di combattimento, per cui a un certo punto avremo delle pietre di bianco che nuovamente arrivano davanti alla pietra di nero, allora la scala diventerà di nuovo a perdere per nero e a vincere per bianco. Per cui lui
in un modo molto colorito ci dice continuare la partita senza aver catturato questa pietra è come cominciare un business con un debito. È importante quindi, una volta che abbiamo giocato una pietra, un leather block del genere, andarci subito a catturare la pietra in questione. Kageyama però ci mette di fronte anche ad un'altra situazione, ovvero dopo che nero gioca il suo leather block, è possibile che bianco, anziché andarsi a difendere qui, ignori completamente la mossa di nero e vada invece a giocare qui, generando magari una sequenza del genere? Nero dovrebbe continuare per ormai sfruttare l'iniziativa che ha avuto con questa mossa. Bianco va avanti qui, quindi guadagnando un po' di spazio in questa direzione qui, e poi magari la sequenza potrebbe continuare ad esempio così. Bianco allora si estenderebbe di nuovo qui, nero vorrebbe prendersi l'angolo, per cui potrebbe fare una cosa del genere. Bene, in questa condizione qui nero sarebbe tutto sommato in una buona posizione, perché avrebbe diviso queste due pietre e questo angolo potrebbe essere suo. Qui comincia a crearsi un po' di territorio. Qui ha due pietre su uno spazio molto grande che gli permetterebbero di entrare, e anche in questo angolo qui nero sarebbe forte, per cui complessivamente nero sarebbe abbastanza avvantaggiato. Ma cosa potremmo dire, ad esempio, se dopo la mossa di bianco, quindi nero gioca qui, bianco gioca qui, nero giocasse qui e bianco andasse a chiudere esattamente in questa posizione? Ecco, quest'ultimo esempio quindi ci spiega come essere irrisoluti nel Go non porta da nessuna parte, perché questa mossa un po' indecisa di nero ha rovinato anche la possibilità di sfruttare questo. A monte di tutto però appunto Kageyama ci dice, alla base di tutto ci sta nel capire immediatamente quando una scala si sta per formare e se questa è a perdere o a vincere e prendere i provvedimenti necessari. Ci viene detto che anche molti maestri e anche molti professionisti molte volte, magari in situazioni più complesse di questa che stiamo vedendo qui, si sono sbagliati a leggere le scale creando dei veri e propri disastri. Ecco quindi che qui Kageyama ci fa un esempio di come una scala può essere letta male tra due professionisti. Qui abbiamo un Fuseki di una partita che si era combattuta quindi tra Masao Sugiyuchi, nono dan, che è il nero, e Osai Fujisawa, nono dan anche lui, che era il bianco. Il gioco di Fujisawa consiste in un gioco imitativo, che era la sua specialità. Vediamo cosa appare quindi da questa sequenza di mosse. Quindi toccava nero, bene, quindi a un certo punto nero, invece di continuare la scala, si rende conto solo a questo punto che se avessero continuato la scala i due gruppi si sarebbero a un certo punto incrociati e nessuno dei due avrebbe catturato l'altro. Tutti e due sarebbero vissuti, però avrebbero avuto tutti quanti il doppio Atari, no? Il famoso doppio Atari della scala persa, in cui ad esempio se bianco giocasse in qualsiasi punto cattura o una o l'altra e di conseguenza poi si apre per andare via, oppure nero analogamente se giocasse in qualsiasi doppio Atari catturerebbe una pietra e potrebbe andare via. Di conseguenza a questo punto qui
chiunque avesse avuto il sente aveva di fatto molta convenienza nel giocare, però qui essendoci molti tagli la partita sarebbe stata per due giocatori professionisti una sorta di farsa. Benissimo, allora cosa avviene dopo le scale? Beh, naturalmente le reti. Sono come due fratelli, secondo Kageyama, la scala e la rete, e sono la forma più basilare da perseguire per catturare delle pietre. Uno dei precetti che il maestro Kageyama insegna sempre ai principianti è la seguente domanda: quando vi sembra che avete la possibilità di catturare qualcosa, tenete in mano la pietra che state per giocare tra le dita e domandatevi: posso prendere la pietra, posso catturare la pietra avversaria con una scala o la posso catturare con una rete? Allora, il termine giapponese per scala è shicho, che sarebbe l'abbreviazione della frase shitsuyo ni u, che significa letteralmente tipo braccare, inseguire come un cane. Invece l'origine del termine giapponese per la rete è geta. Letteralmente i geta sono quegli zoccoli di legno che usano gli uomini in Giappone. E in questa forma il maestro Kageyama, in modo molto simpatico, riesce a vedere un geta. Come si completa questa forma? Bene, se c'è una pietra di bianco qui, che sarebbe il piede che entra dentro il geta, dentro lo zoccolo, si chiude la forma mettendo il legaccio. Ci vuole molta fantasia, però è un modo per ricordarsi la forma e un po' anche il principio. In questo modo, infatti, quando il legaccio è fatto, il piede non può più scappare dallo zoccolo. Questa mossa di nero risulta abbastanza ovvia per catturare questa pietra qui, perché facendo questa mossa, anche se bianco tenta di fuggire, ha sempre una libertà di ritardo, per cui nero riesce a bloccarlo, quindi, e a catturare tutto quanto in questo modo. Un altro modo che avrebbe nero per catturare quella pietra è, come abbiamo visto nell'esempio precedente, è creare una scala, per cui bianco, nero, eccetera, e fare tutta quanta la scala, partendo dal presupposto che la scala sia una scala che funzioni, per cui sia una scala a vincere, come ci siamo detti prima. Però Kageyama ci dice che catturare una pietra in una rete è da considerarsi una scelta migliore, perché dove per la scala bisognerà sempre giocare una pietra per poter bloccare l'azione di bianco, nel geta, quindi nella rete, riusciamo a catturare con una pietra, nel senso che qui bianco, a meno che non debba fare delle mosse di minaccia, per esempio per una battaglia Ko, bianco qui capisce già che è assolutamente inutile proseguire con delle mosse, perché nero appunto lo chiuderà semplicemente. Bene, a questo punto Kageyama ci fa un esempio che, oltre a dimostrarci un esempio di rete, in realtà approfondisce anche un concetto più generale. Lui cita quindi una partita, il fuseki di una partita giocata da lui e da un suo avversario. Kageyama utilizzava il bianco. Bene, la partita nel fuseki è cominciata in questo modo qui. Kageyama, leggiamo dalle cronache, che alla fine vinse questa partita. Lui appunto aveva il bianco, però discutendo e commentando la partita i giorni successivi con i suoi colleghi professionisti, e questi suoi colleghi professionisti criticarono molto la sua performance in questa fase della partita, soprattutto per le ultime 4 mosse che abbiamo visto, che sono fondamentalmente queste qui, perché
uno dei suoi colleghi diciamo, più rinomati disse: beh, tu hai preferito fare un ane, quindi una mossa avvolgente in questo punto qui, permettendo a nero di estendersi, e addirittura nonostante l'estensione di nero qui l'hai ignorata per andare a giocare qui, e permettendo quindi a nero di fare questa mossa qui, e successivamente tu poi hai giocato facendo questa mossa qui. E lui si difese dicendo: beh, secondo me ho ottenuto un buon risultato, perché qui mi sono esteso e ho fatto del territorio. In realtà ci si è resi conto, anzi si è reso conto anche lui pochissimo tempo dopo, che questa mossa di nero è di fatto una rete che cattura inesorabilmente queste tre pietre, perché anche qui, se bianco volesse tentare di uscire, nero senza problemi riuscirebbe a chiuderlo in questo modo qui. Nero gioca lì, cattura tutto, ottenendo quindi una grande influenza sia verso il centro del Goban che anche verso tutta questa parte qui del Goban. E lui rimase un po' scosso, perché si autodefiniva il professionista amatore e non riusciva a capire quale poteva essere il suo errore. In realtà si rese conto ben presto che dipende dai punti di vista. Il Go è di fatto un gioco di sacrifici, è come se noi avessimo una coperta corta: se ci copriamo le spalle ci scopriamo i piedi, se ci copriamo i piedi ci scopriamo le spalle. Tutto quello che investiamo in una porzione del Goban lo andremo quindi a perdere in un'altra, e bisogna essere abili a fare dei bilanci. C'è chi ha un approccio più intuitivo e chi invece ha un approccio più matematico e volto al profitto. Addirittura Kageyama ci dice che anche tra i dan più alti, però non professionisti e amatori, ci sono dei punti di vista che differiscono dai professionisti, e addirittura molte volte ci dice che i professionisti hanno delle visioni che si avvicinano molto a quelle che hanno i principianti. Raccontato quindi questo aneddoto folcloristico, ritorniamo con un esempio più pratico. Poniamo una situazione del genere e che debba essere nero a fare la prossima mossa. Nero a questo punto, come ci disse Kageyama prima, si fa la domanda: dovrei catturare con una rete o dovrei catturare con una scala? Bene, come dicemmo prima con le scale, no? Se noi, quando facciamo il ladder block in questa posizione, noi possiamo generare la scala, perché abbiamo capito che la scala è a vincere. Bianco, anche lui che riesce a interpretare la situazione, capisce che questa pietra è praticamente morta, per cui va a giocare da un'altra parte, e come appunto ci suggeriva Kageyama, di catturare immediatamente questa pietra qui per non partire con un debito. Per cui sappiamo già da subito che se noi facciamo una mossa qui per generare una scala, una minaccia di scala, dovremmo sicuramente farne, dopo la mossa di bianco, una seconda immediatamente per catturare una pietra. Per cui 2 mosse per catturare una pietra. Ma Kageyama quindi ci dice: perché catturare una pietra con 2 mosse quando possiamo farlo con una? Bene, se noi facciamo una rete giocando quindi la nostra mossa in questo punto, e partendo dal presupposto che anche bianco capisca che quella pietra, comunque egli tentasse di scappare, è morta, e ve ne do quindi la dimostrazione, perché se bianco va qui, nero blocca, bianco va su, nero blocca, ecco, se bianco va lì nero blocca, se bianco va lì nero blocca e cattura tutto il gruppo. Quindi capiamo bene che se entrambi i giocatori hanno la capacità di leggere questa cosa, noi mettendo questa pietra nostra in questa posizione
possiamo già determinare, sia come nero che come bianco, che questa pietra di bianco è morta. Per cui se bianco poi va a giocare da un'altra parte, noi non dovremo più preoccuparci di quello che succede in questa zona, perché quella pietra lì la consideriamo morta e possiamo continuare l'economia della nostra partita in santa pace e dedicarci con le mosse più importanti. L'approccio del principiante è quello invece di sovrastimare la possibilità di catturare una pietra, per cui molto probabilmente il principiante tenderà ad andare a giocare ancora in quella zona per assicurarsi la cattura. Kageyama ci dice: facciamo una rete e quella pietra è morta. Se bianco in questo caso è un giocatore un po' più debole di nero, magari ha tutto il diritto anche di provare a scappare via, però nero gli farà capire con l'esempio pratico che è completamente inutile. Ecco quindi l'importanza di imparare questi schemi e di cominciare a formare la mente per riuscire a capire sin da determinate situazioni se la cosa può essere considerata una situazione di morte o di vita attraverso la rete. Bene, facciamo allora adesso un problemino utilizzando questo schema qui. In una situazione del genere, tocca a nero a giocare. Qual è la risposta corretta? Bene, abbiamo detto che la risposta corretta è questa. Sbagliato, la risposta corretta non è quella. Allora qual è l'altra risposta? Beh, allora facciamo la scala, ponendo che la scala sia vincere, lo catturiamo in scala. Bene, nemmeno questa è la risposta corretta. In una situazione del genere, la risposta corretta è questa. Mettiamo in attari quella pietra di bianco e se bianco esce, qui giochiamo in questa posizione e creiamo la rete, vedete? Qui bianco, anche se gioca per uscire, noi andiamo a bloccare e lo catturiamo in una rete. Questo è uno scherzo che ci fa Kageyama perché ci fa notare che se abbiamo la possibilità di catturare con una pietra, e questa possibilità possono diventare anche 2 o 3 possibilità, bisogna scegliere sempre quella che ci dia la modalità più solida per fare la rete. Quindi in questo caso particolare, dove noi abbiamo anche queste 2 pietre di bianco che ci minacciano perché hanno un po' di influenza, dobbiamo trovare una metodologia solida per fare la rete. Per cui appunto Kageyama ci suggerisce di mettere in attari e se bianco scappa, quelle pietre sono catturate. Facciamo adesso quest'altro problemino. Tocca nero e deve decidere come catturare questa pietra. È meglio catturare qui giocando in A o giocando in B, secondo voi? La risposta corretta è giocare in A per lo stesso motivo dell'esempio precedente, perché giocando in A, se poi bianco scappa, avremo una rete con delle forme più solide. La risposta in B abbiamo detto quindi che va bene lo stesso, però renderebbe tutta l'operazione con una struttura, scusate, una struttura un po' più debole, perché qui vedete nero dovrebbe difendere quell'attari lì, per cui bianco poi continua, nero va qui e qui bianco è catturato in rete, però vedete che nero avrebbe poi un sacco di tagli che bianco potrebbe sfruttare, posto che lì nero sicuramente catturerebbe, però poi resterebbero tutti questi tagli, per cui la soluzione A è la migliore. Provate a ricostruirvi questa situazione anche sul vostro Goban e provate più volte tutte le varie, entrambe le soluzioni e provate a verificare anche voi, toccare con mano tutta questa sequenza. Proseguiamo con questo altro problema.
Domanda molto molto semplice e lapidaria. È possibile catturare questa pietra? Se sì, come? Vi mostro una sequenza che vi dimostra come è possibile essere fuorviati da certe situazioni. Nonostante questa pietra sia sola e confinante con un gruppo di nero molto forte, sotto l'influenza di nero qui in modo molto forte, se noi optiamo per l'Atari con la prima mossa, il bianco naturalmente dovrebbe scendere, però attenzione, le scelte sbagliate di nero come potrebbero rivolgersi contro lui stesso. Qui nero dice benissimo, facciamo la rete come nell'esempio precedente, però attenzione a cosa succede. Il bianco va qui, il nero chiude, scusate, il bianco mette in Atari nero lì e quindi il nero è costretto a difendersi. Allora bianco mette in Atari nero lì che è costretto a difendersi. Allora qui bianco scende mettendo in Atari quella pietra lì. Allora nero dice beh, io la chiudo. Allora qui bianco cattura, nero come aveva fatto prima va qui, bianco chiude, però qui non abbiamo più la situazione che avevamo prima, per cui di conseguenza qui bianco ha la possibilità di scappare via e la rete non ha funzionato. La soluzione migliore, per quanto strano possa sembrare, è questa, perché se bianco tende a venire giù, nero anziché bloccare verrà giù in modo morbido e creerà quindi la rete qui e la rete lì, e se bianco tenta di scappare di là, nero lo bloccherà e lo cattura, perché anche se poi bianco scappa su di qua, prima o poi incontrerà questo gruppo di nero e nero giocando qui riuscirà a catturare bianco. Facciamo ora quest'ultimo esercizio, se vogliamo un po' estremo. È possibile per nero catturare queste tre pietre qui? La risposta è sì, è possibile. E ora vi mostrerò tutta la sequenza necessaria. Allora, la risposta corretta è questa. Bianco scende. Nero gioca qui e la situazione si chiude perché queste due pietre sono in Atari. Se bianco va lì resta ovviamente con solo questa libertà e questa, e comunque è chiuso nella rete. A questo punto la domanda che in modo molto sarcastico ci fa Kageyama, e questo esercizio era proprio una provocazione, era: posto che ci sono volute circa una ventina di mosse per completare tutta la sequenza, sareste stati in grado voi, semplicemente guardando quelle tre pietre iniziali, di determinare se erano catturabili oppure no? Questa è la grande domanda che ci lascia Kageyama e ci fa concludere questo capitolo sulle scale e sulle reti. Quindi ci ricorda le famose due domande: posso catturare con una scala? Posso catturare con una rete? Sono in grado di determinare se il gruppo o la singola pietra è catturabile? Ci sono persone che non sono in grado di fare questa lettura e lo stimolo sta proprio lì. Se vogliamo progredire dobbiamo cominciare ad imparare, ovviamente con l'esperienza, giocando tante e tante partite, quali sono quelle situazioni che ci possono dare dei vantaggi.
Ci sono appunto quelli che cercano di catturare l'incatturabile, perché magari sono troppo istintivi e non si rendono conto che stanno andando verso un disastro. Ma ci sono anche persone che magari sono intimidite da un avversario molto forte, molto più forte di loro, che invece fanno il contrario, ovvero anche se ci sono dei gruppi che sono facilmente catturabili, nemmeno si medesimano e nemmeno provano a vedere di catturarli. Questa è un po' l'eredità che ci lascia Kageyama su questi due temi. Il trucco sta sempre lì, giocare molte partite e fare molta esperienza. Questo è il primo capitolo del suo libro, ci ha dato molti spunti di riflessione, sta a noi adesso svilupparli. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo al prossimo video dove tratteremo il secondo capitolo The Lessons of Fundamentals of Go di Toshiro Kageyama. Arrivederci.